sono Felice Tiragallo, io insegno antropologia visuale, etnografia visiva all'Università di Cagliari e ho partecipato a questo convegno cercando di fare una riflessione sul tema della presenza, della quotidianità e della dimensione intima appunto quotidiana delle relazioni sociali, soprattutto nei documentari prodotti in Sardegna nel passato e anche in periodi più recenti. E ho cercato appunto di sostenere la tesi che questa presenza appunto del quotidiano è una presenza a volte oscurata da un eccesso, comunque da uno squilibrio verso l'eccezionale, verso ciò che si costituisce appunto come elemento di rottura appunto nella quotidianità, nello spazio, tendenza che porta, come dire, a oscurare altri aspetti della vita sociale della realtà sarda, varia, di vario livello, a vari livelli urbani, non urbani, appunto rurali eccetera, in maniera eccessiva e come dire, facendo un lavoro di sottrazione di una possibilità di leggere in prospettiva in maniera più comparata appunto la realtà sarda attuale, soprattutto negli suoi sviluppi di mutamento culturale contemporanei. Tutto qui, cercando di fare degli esempi su comunque produzioni di film documentaristici e anche di fiction che hanno comunque restituito molte cose importanti sulla realtà sociale e culturale della Sardegna di adesso. Questo a causa del fatto, come dire, che per fortuna i cineasti, anche sardi, molti sardi che hanno lavorato sulla loro realtà, hanno mostrato di avere uno sguardo acuto e una capacità non comune appunto di cogliere tanti aspetti contraddittori e fuggevoli ma comunque importanti di ciò che accade oggi nella nostra isola. Dobbiamo considerare il cinema un linguaggio che è capace di ridefinire, riscrivere la realtà e molto spesso noi abbiamo patito uno spossessamento da questo linguaggio, cioè non siamo stati noi a fare i film sulla Sardegna, c'era qualcun altro che ci raccontava per noi e già questo chiaramente è una ferita aperta che per lunghi anni ci ha fatto sentire non rappresentati, come se le narrazioni che magari parlavano della Sardegna non fossero però adeguate al sentimento di noi stessi che noi avevamo, che pensavamo di avere o legittimamente pretendevamo venisse in qualche modo conosciuto dagli altri. Poi abbiamo iniziato a raccontarci e dunque il cinema è diventato, diciamo, abbiamo preso la telecamera e abbiamo iniziato noi a raccontare la realtà della Sardegna, in generale la realtà delle relazioni umane, delle relazioni sociali. Quello che è successo è che chiaramente abbiamo cercato in prima istanza un qualche appiglio ad una qualche sardità verace, che era un modo anche per recuperare l'idea di un linguaggio che parlasse di noi. E molto spesso l'abbiamo cercato, abbiamo cercato un appiglio sul passato, su qualcosa che suonasse primordiale, che sembrasse la nostra natura essenziale. E sicuramente è servito perché molto spesso le culture che hanno vissuto delle ferite, delle lacerazioni, cercano di aggrapparsi a qualcosa che dovrebbe essere la vera essenza della loro identità. Poi si scopre che in realtà le essenze cambiano, mutano, sono più complesse. Allora io credo che oggi il compito del linguaggio cinematografico è quello di proporre nuove identificazioni e per farlo bisogna mettere il cinema in grado di esprimersi e chi ha voglia di usare questo linguaggio di poterlo fare, avere le risorse. Pensiamo che negli ultimi 5 anni del governo del centrodestra in Sardegna non ci sono stati bandi per il cinema. Questo significa che di fatto un settore che comunque ha bisogno anche di risorse per avere un avvio, chiaramente risorse date sulla base del merito, sulla base della trasparenza eccetera, è rimasto di fatto fermo. E questo impedisce anche che si sviluppi attraverso il cinema un dibattito sulla nostra identificazione, perché non è detto che qualcuno abbia la chiave, diciamo, risolutiva. Chiaramente ognuno ha un suo punto di vista su quale dovrebbe essere il giusto modo di identificare i sardi, ma nel momento in cui tanti producono narrazioni si crea una dinamica di confronto, di dibattito, di rispecchiamento e magari riusciremo anche a suturare quella ferita che fino ad oggi ci ha fatto sentire rappresentati, ma sempre guardando un po' di traverso le nostre rappresentazioni, come se in fondo non fossimo veramente noi quelli che erano dentro lo schermo.